Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti. Siamo questa sera nella rubrica del Grazie a noi, appunto perché per far praticamente testimoniare due ragazze che si sono presentate da noi su Stranamuro Siciliano nella rubrica naturalmente dei Cuori Solitari e hanno trovato il fidanzato. La prima è, ciao, Maria di Trapani, e la seconda Caterina, entrambe sorelle. Allora Maria, dimmi, tu praticamente hai 30 anni, giusto? No, 31. 31. E tu praticamente diverso tempo fa ti sei presentata nella rubrica dei Cuori Solitari per cercare l'anima gemella. Sì. E l'hai trovata. Sì. Ci vuoi raccontare com'è stato questo incontro? No, sei vittimo. Si conosciamo, io mi vede carattere, ci carattere a lui, e tutto a posto, va. E tu sei innamorata di me e io pure io. Così mi ha detto, va, non c'è niente di malo. Ti dico, lui praticamente ti ha contattato tramite il numero telefonico che noi abbiamo dato in sovraimpressione. Sì, ha chiamato. E l'hai trovato praticamente come piace a te? Sì. Cioè che lui lavora? Sì, no, io lavoro. È simpatico di faccia? Sì. Quanti anni c'ha sto ragazzo? 25. 25 anni? Quindi è più piccolo di te? No, 30. 30? Sì, vabbè, sbagliato. Io sono emozione. Un anno più piccolo allora. Sì. E di dov'è? Di Marsala. Di Marsala. Sì. E quanto tempo è praticamente che vi conoscete effettivamente? Fu due sabato pomeriggio. Fu due sabato pomeriggio, salestiamo io e mia sorella e è venuto qua. Sì. Ah, sono venuti qua? Sì, quindi tutti e due. Vi siete incontrati di presenza? Sì. Naturalmente prima c'è stata la telefonata. Sì, perché lui mi ha detto che abbiamo stiamo fuori, abbiamo per carattere e poi mi ha raccontato, ma non è... Vi siete piaciuti entrambi? Sì, ci piace subito la ragazza. Vi siete naturalmente frequentati? Tutto, poi ci piace io. Ha visto il video musicale? Gli è piaciuto pure? Sì, ci piace le canzoni, come a me, tutto... Meno male allora. Sì. Mentre per te com'è stato? Raccontaci. No, è stato simpatico, lui mi ha visto a me, a lui. Raccontaci praticamente il primo giorno che tu sei andata in onda. Sì. Esatto? Ne hai avuto telefonate, sì? Sì. Molte? Sì, moltissimo. E poi come mai hai scelto lui? Che cos'è praticamente che ti ha attirato di lui? No, è simpatico, mi è piaciuto subito, lui a me. Quanti anni c'ha quello praticamente? 25. 25. E di dov'è? Di Marsala. Anche di Marsala. Sì, Come sì. si chiama? Vito. Mentre quello tuo? Tommaso. Vito e Tommaso. Sì. Tutte e due di Marsala. Sì. Come mai questa sera non sono qui? Perché lui mi diceva c'era di Trapani, io venivo, dopo c'è dopo a lontananza, io di Trapani e lui di C'è la Marsala. strada praticamente. Ma io dopo telefonino, mi chiamano, io la sera. Vi sentite praticamente? Sì. Mentre quello tuo lo stesso. Pure. Vabbè, e raccontaci praticamente il primo giorno che lui ti ha contattato. Sì, che cosa va subito a me, non è... Sì. Dico vi siete incontrati? Sì, Appena... qua, alla villa. E che cos'è che ti ha detto quando vi siete visti? No, c'è una bella ragazza, Poi? Sei emozionata, non ti preoccupare, è normale. Sì, capita. Continua. No, c'è una bella ragazza, ha gli occhi belli. E poi? Questo va. Lui praticamente è venuto... Va. Sì, si è presentato con i suoi oppure è venuto da solo? No, con Tommaso, sono amici. Praticamente il suo ragazzo e il tuo ragazzo sono venuti insieme. Sì, tutte e due. C'ha l'occhio bello, a me, io. Ti faceva molti complimenti. Sì, ci vedi subito. Va bene. Poi ti ho detto, segno di pomata, vedo, che scuola vai? No, che scuola fai? Se no, sono di pomata. Perché tu mi sembra tu sei scuola alberghiera. Sì, no, subito. E poi? Racconta. Poi c'era sua madre, suo padre. Gliel'ha detto naturalmente ai genitori? Sì. I genitori sono a conoscenza pure? Sì, ci ho detto pure io. Quindi siete praticamente quasi fidanzati ufficiali? Sì. È lo stesso tu? Sì. Quindi praticamente grazie a Stranamuro Siciliano vuol dire vi siete fatti fidanzati? Sì. Finalmente. Io sono contenta. Allora ci volevo io, giusto? Certo, ci mancasse altro. Va bene. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto due ragazze che grazie a Stranamuro Siciliano si sono fatte fidanzate. Hanno incontrato il loro tipo ideale, l'anima gemella. Per cui io sono qui. L'anima gemella è quella giusta. Certo. Per cui, amici telespettatori, io sono qui a vostra disposizione. Se voi cercate l'anima gemella, rivolgetevi a Stranamuro Siciliano, ok? Sì. Per la rubrica del Grazie a noi, Alberto vi saluta anche. Ciao Maria. E anche. Ciao Caterina. Ciao. Oh yeah.